Napoletani e kosovari costituivano una banda multietnica altamente specializzata nel derubare i passeggeri in viaggio nelle cuccette, semplici ma efficacissimi pochi attrezzi che utilizzavano per depredare le valigie, i marsupi e i portafogli dei viaggiatori. Sono soggetti già gravati da precedenti specifici, cioè batterie che compiono questo tipo di attività. Sono muniti di pile particolari che fanno una luce particolare nel momento del furto e anche di arnesi con cui riescono ad aprire le porte degli scompartimenti dei treni. Un modus operandi collaudato negli anni, quello utilizzato da due kosovari di 57 e 46 anni e da un napoletano di 32, fino a quando nel mese di maggio avevano compiuto un primo passo falso, un tentativo di furto ai danni di un poliziotto ed un magistrato austriaci mentre viaggiavano in treno verso Livorno, degenerato poi in rapina violenta. Nel tratto ferroviario tra Conegliano e Treviso, il poliziotto in vacanza in Italia si era accorto della presenza di un estraneo nella cuccetta. Ne era scaturita una violenta colluttazione culminata con l'arresto del più anziano dei tre. Il connazionale ed il giovane partenopeo erano però riusciti a fuggire, ma per favorire la fuga del complice avevano bersagliato la carrozza con una sassaiola e avevano sparato alcuni colpi con una scacciacani. Dopo alcuni mesi di indagini, la squadra mobile di Treviso e la polizia ferroviaria di Venezia hanno fermato i due fuggiaschi grazie ad un lavoro di monitoraggio delle telecamere di sorveglianza, soprattutto presso le stazioni di Udine e Mestre. È stato qui, infatti, che sono scattate le manete nei confronti del kosovaro di 46 anni, mentre il napoletano è stato bloccato in Campania. Un quarto uomo è stato denunciato. Da oltre 20 anni i più anziani del sodalizio imperversavano nei convogli in transito in Veneto. Ecco allora alcuni consigli su come difendersi da questo genere di furti. Cercare di assicurarsi che le porte dei compartimenti a cuccetta vengano effettivamente assicurate con il chiavistello di chiusura, di sicurezza. Avere l'accortezza di tenere lontane dalle porte e anche vicini alla persona soprattutto oggetti di valore, e portamonete, carte di credito eccetera, in maniera tale che questi soggetti quando entrano all'interno dei compartimenti toccando la persona la svegliano.